Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Vediamo il video. Il Napoli insegue Ndoye e chiede chi è questo Ndoye. Il Napoli insegue Beukema e chiede cosa dovremmo fare con questo Beukema. Il Napoli si scaglia contro Lang e non tutto funziona. Non ci siamo ancora. Se avete perso il senso della realtà, la stagione sarà molto difficile. Il fatto che il Napoli sia più avanti degli altri, il fatto che il Napoli abbia attualmente una struttura economico-finanziaria migliore degli altri, ma debba ancora risolvere il problema Osimhen, che è enorme e per il secondo anno consecutivo ci sta creando ansia, angoscia e problemi. Il fatto che il Napoli abbia tenuto Conte, che è di gran lunga il miglior allenatore in assoluto e quello che porta le vittorie, non significa che abbiamo già vinto. Non abbiamo vinto nulla, stiamo ripartendo da zero su 4 fronti che saranno tutti difficili e complicati. Il Napoli deve svincolare diversi giocatori, Mazzocchi, Ngonge, Simeone, Rafa Marin, sicuramente questi. Poi deve controllare le posizioni di Spinazzola, Anguissa, che per ora dovrebbero rimanere. Ovviamente Simeone deve andarsene, ma poi c'è il problema Raspadori, che va controllato. Il Napoli ha già svincolato Billing, Scuffet, Okafor e deve reintegrare i giocatori in esubero che sono rientrati dai prestiti. C'è molto lavoro da fare. Ma se inizia a dire che Lang non è per una grande squadra e che stiamo facendo sembrare Ndoye come Garrincha. Abbiamo preso De Bruyne a parametro zero perché è stato svincolato dal City, sia chiaro. A 30 milioni a partita si comprano al massimo 6 o 7 giocatori. Oggi non si paga meno di 30 milioni per un buon difensore, tanto che Buongiorno ce n'è costato quasi 40. Non è come qualche anno fa, quando si andava a prendere un ottimo Ramani per 13 milioni. Oggi si va per 30 milioni a testa. Oggi devi prendere un difensore e pagare 30 milioni. Quindi per l'attaccante 30 milioni non bastano, a meno che non prendi Lucca e magari si può. Quindi devi prendere 2 esterni sinistri. L'esterno sinistro costa almeno 30 milioni a testa, 4 giocatori che non siano di prima fascia, siamo già a 120 milioni. Un terzino destro costa 20, un portiere oggi costa almeno 10 milioni, quindi bisogna prendere un sesto centrocampista, altri 20, siamo a 120, 140, 150, 170. Questo è il bilancio del Napoli, 170 milioni, massimo 180, questa è la disponibilità. Quindi bisogna ottimizzare questi costi recuperando i soldi da Osimhen, Simeone, Mazzocchi, Ngonge, Nathan, Caprile che sono svincolati e Zanoli che è merce di scambio. Non puoi dare un cartellino rosso da 200 milioni come se niente fosse, devi portarne a casa 100. Neres c'è, è costato circa 30 milioni, 28 più 2. Ha contribuito al campionato quando andava bene? Sì. Lang può contribuire al campionato l'anno prossimo? Sì, è un giocatore che batte gli avversari, che tira in porta, che segna gol, che fa assist, che ha un buon record europeo e all'età giusta, 26 anni. E Ndoye è un uomo che ha dimostrato di essere un campione nel campionato italiano? Sì. Beukema era uno dei migliori difensori del campionato? Certo. Lucca è un centravanti che sta migliorando molto e che è passato da 6 a 9 e poi 14 gol nelle ultime 3 stagioni? Sì. E tutti questi elementi non rafforzano notevolmente una formazione titolare che non è stata toccata e a cui è stato aggiunto De Bruyne? Perché ricordiamoci che abbiamo già speso altri 10 milioni per Marianucci e lo stesso De Bruyne e il bonus ci è costato 10. Ora sognate tutti, Gyökeres, Nunez, Sancho. Vi piacciono i nomi esotici, quelli dell'album Panini. 70 per questo, 40 per quello, 25 per quello, 6 milioni di stipendio per uno, 6 milioni per un altro, ma la realtà è un'altra storia. Il Napoli ha bisogno di rinforzare la squadra, sapendo che a 30 milioni a tiro ne segnerà 4 o 5. Quest'anno prendi 4 buoni giocatori, un difensore, 2 ali sinistre forti, un centravanti forte, ma il minimo. Ma se vuoi davvero spendere 120. Ma non basta, e poi devi aggiungere il terzino destro, il sesto centrocampista e il portiere. Bisogna mantenere la calma. Il Napoli ha una stagione molto difficile davanti a sé. Ripetere è più difficile che compiere l'impresa, e Conte lo ha detto, anche perché gli attaccanti sono larghi. In Champions League bisogna fare bella figura, arrivare almeno agli ottavi e vedere cosa ti offre il sorteggio. Poi bisogna giocare la Supercoppa, poi c'è la Coppa Italia e il campionato, dove hai legittime possibilità di lottare per vincere con una rosa così forte, ma sempre con i piedi per terra, perché l'Inter non è che si sia disgregata, era la più forte ed è rimasta la stessa. Basta con i nomi, basta. Siamo così sicuri che se prendiamo Nunez non creeremo problemi in squadra con Lukaku e magari un Lucca sarebbe più funzionale per gli equilibri dello spogliatoio e potrebbe dare un contributo ancora maggiore? Non metto in dubbio che Nunez sia un nome che mi piace.
Al Napoli la ricerca di un nome esotico è più forte della razionalità, ma permettetemi, ho un altro lavoro e sono cresciuto un po', e lascio volentieri a voi la collezione di figurine. Secondo la redazione di Sky Sport Italia, il club partenopeo è sicuramente la squadra italiana che sta pensando di più a Federico Chiesa. Soprattutto perché quest'ultimo, a differenza di quanto accaduto nell'ultimo calciomercato invernale di gennaio, sarebbe aperto all'idea di un prestito. Il Napoli è quindi sulle tracce di Federico Chiesa, ma continua a premere per Ndoye, del Bologna, che però chiede 40 milioni di euro per cedere il giocatore svizzero. Tra i due giocatori, infatti, è in corso una sorta di contesa per decidere chi sarà il quarto esterno della squadra guidata da Antonio Conte. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Chiesa è una buona squadra per il Napoli? O no? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!